Amici di Fanner, buonasera e benvenuti. Ci troviamo al circolo sportivo Ciriaci e stiamo per assistere alla 24esima giornata di Serie A di Lega Calcio A8. Protagonisti dell'incontro il Bacci Immobiliare e il Cotton Club. Tutto pronto per l'inizio dell'incontro. Inizierà il primo possesso dal Cotton Club con il tiro subito provato verso la porta. Cotton Club in maglia nera attaccata a sinistra verso destra, mentre il Bacci Immobiliare in maglia bianca attaccata a destra verso sinistra. Ora il portiere del Bacci va al rinvio, che viene recuperato subito il possesso dai giocatori del Cotton Club da Nolano. La palla verso Morezzi, che deve girarsi in qualche modo, viene pressato da Nolano. La palla è ancora verso Nolano, che cerca di andare per guadagnarsi una conclusione. La rimessa è per il Bacci Immobiliare, che cerca di ripartire subito in un'azione di contropiede. La gestisce la palla sulla destra, cercano di andare in avanti con Artistico, che cerca di guadagnarsi il centro del campo. Riparte veloce il Bacci Immobiliare con Placido, che apre sulla sinistra verso Catracchia, che la mette in mezzo. La palla viene sporcata dal 24 Nolano, poi riparte con Conti. Azione sull'out di sinistra per il Cotton Club, viene subito fermata dalla difesa dei Bacci, poi un fallo commesso da Artistico. A punto per la battuta di questo calcio di punizione. Incaricato è il numero 10 Morezzi. Vedremo, andrà ad un cross. Fischia ora il direttore di gara con Morezzi, che cerca un cross all'interno dell'area di rigore, ma la palla è troppo alta e non arriva. Andrà De Angelis al rinvio lungo a cercare Forcina, che con una sponda cerca Artistico. La palla viene recuperata dal Bacci Immobiliare sulla destra con il rilancio lungo, la sponda intercetta tutto il difensore. Ora Nolano può salire, preferisce andare verso Forcina, viene fermato, poi commette un fallo con la mano Ponziani. Morezzi sul pallone, numero 10 ad impostare ora verso Ponziani. Ora Placido fa puntare la difesa avversaria, tenta addirittura il destro il numero 14, però si perde in out senza creare alcun pericolo a De Angelis. Artistico di prima trova l'altro numero 10 in campo, Morezzi, che con un gioco di gamba cerca di eludere Nolano. La palla viene recuperata però dal Cotton Club con Blandino, che subisce anche un fallo. Lancio lungo d'Arpino, intercetta, poi cerca di andare in avanti. Tombesi sulla sinistra, il lancio lungo verso Forcina, che viene anticipato. Verso Nolano, che lascia passare per Conti, che va in avanti.
da Artistico, che cerca di guadagnarsi il centro del centrocampo, poi la mette in mezzo verso Forcina, recupera Morezzi, attende verso... perché... scusa, il 23 come si chiama? Il difensore centrale. Non è il 5 Conti? Sono sbagliato allora qua. Grazie. Ok, grazie. Ho scritto tutte e due le 5, calcola, è per questo che mi sono sbagliato. Lancio lungo verso Conti, che allarga sulla sinistra. Poi riparte Blandini cercando Artistico, che duetta con Forcina, si porta sulla sinistra il numero 10, poi la mette in mezzo cercando nuovamente Forcina. Bravo, gira qua e recupera qui. Bravo. Qua adesso ti fermi e recuperi. Lancio lungo. Ora Darpino sul pallone, la mette in mezzo con il gioco di gambe tentato da Tombesi. Viene però depredato della sfera da Conti. Sbaglia anche Blandino. Poi cerca un destro da lontanissimo, numero 10 Morezzi, cerca un'invenzione, però non riesce a sorprendere il portiere. Aveva anche sbagliato la misura del tiro, Nolano. Verso Tinazzi. Poi Artistico di prima a cercare Forcina. Palla per Tombesi, che in palleggio cerca di liberarsi della sfera e di ripartire. Ancora il numero 13 che lancia lungo, arpiona la sfera Tinazzi, poi cambia gioco verso Nolano ad impostare il numero 24, cerca un passaggio filtrante verso Blandino, che però non arriva sulla sfera, che si perde sul fondo. Mario, girati, stai lì, Mario, recupera, basta, non serve che vieni troppo dietro, Mario. Ma non mi interessa che vieni dietro, stai lì. Fabri, chiama Mirko, là chiami Mirko su Morezzi. Rilancio lungo del portiere a cercare Catracchia, ancora Catracchia sulla sfera, cerca Morezzi, anticipa tutto Forcina, che poi si allarga sulla destra e cerca Artistico. I due duettano molto, poi con un colpo di tacco ancora Artistico verso Forcina, capisce tutto Darpino e sale colpendo anche con la suola il pallone, poi sbaglia però la misura del passaggio e non trova Placido. Ora Tinazzi sulla sfera, cambia gioco verso Blandino, che vuole rientrare, poi Artistico cerca un sinistro di prima intenzione, non riesce però a colpire la palla nel modo più congeniale. La palla verso Ponziani, che va a rilancio lungo, capisce tutto Tinazzi e serve Nolano. Stavolta serve il numero 10, che però viene anticipato fallosamente secondo i giocatori del Cotton Club, non è dello stesso avviso il direttore di gara. Ancora Darpino, che va basso a cercare Catracchia, che duetta con Morezzi, che cerca la palla in mezzo, non arriva però al compagno, visto che De Angelis ci mette le braccia. Tenta addirittura un tiro da lontanissimo Nolano, il capocannoniere di questa squadra, il numero 24, ha fatto 13 gol in stagione finora, mentre il numero 9 Forcina, infatti 12. Lancio di Del Proposto, bello stop di Placido, che però poi viene subito scippato della sfera. Riparte Tinazzi sulla sinistra verso Artistico, che ci mette il fisico contro Darpino, poi la palla viene recuperata dal Bacci Immobiliari, cercano di servire Catracchia. Tinazza, il lancio lungo, capisce tutto Darpino. Ora Morezzi a gestire il pallone, viene la pressione dell'altro numero 10 in campo, che costringe il numero 10 in maglia bianca ad accelerare le sue intenzioni. Lancio lungo a cercare Catracchia, che in qualche modo riesce a darpinare il pallone, però non riesce a farlo su del tutto. La palla viene gestita da Conti, numero 23, che si rifugia da De Angelis. Ancora Conti a servire Artistico, anticipa Darpino senza fallo, poi la palla però è uscita e quindi sarà una rimessa in zona offensiva per il Cotton Club.
la palla sempre verso Artistico che subisce un fallo. Una punizione nella zona insidiosa per il Cotton Club. Artistico sulla battuta di questo calcio di punizione in una zona, come abbiamo detto pochi istanti fa, molto insidiosa. Da lì si può andare sia al tiro sia al cross. Vedremo il numero 10 che scelta prende. Va fuori il tiro di Conti, che viene di Nolano, scusate, che viene parato bene dal portiere. Ancora Artistico sulla battuta, la mette in mezzo, viene spazzata la palla, ancora Nolano con il tiro da lontanissimo che non riesce a colpire però la porta. Pericoloso il numero 24 in 2 occasioni. Morezzi ad impostare sempre il numero 10, da lui passa tutto il gioco del Bacci Immobiliare. Poi Darpino riesce a lottare con Artistico ad avere la meglio, la mette in mezzo, capisce tutto però Conti che recupera la sfera, poi cambia gioco verso Blandino che pensa addirittura al sinistro, lo effettua, la palla colpisce il palo, ottima occasione. Placido viene fermato subito da Conti, riparte Artistico anche con una spinta del numero 23, che però non è fallosa visto che si parla di un suo compagno. Ma che ti parla però? Oh, mi sta calmo, perché sei nervoso oggi? Oh! Perché non corrono, sono nervoso, ecco perché. E quindi, Non corrono. e quindi che dobbiamo fare? quindi devi Siamo diventare 9, correre. non è che siamo 13. Devo cambiare 4, ne devo cambiare. Tinazzi la mette in mezzo verso Artistico che riesce in qualche modo a prendere la palla, però subisce un fallo. Sono scarsi tecnicamente e si va a pressare in avanti il Blandino lo va a pressare a una sola prima di non si può fare, hai ragione, Mario non mette 6 palloni, Maurizio l'unico che possiamo che sempre seguire, gli dici qualcosa? Sola battuta da questa punizione a 2 in area di rigore ci stanno il numero 10 Artistico che è il maggiore indiziato alla battuta a rete, il numero 6 Blandino, la palla verso Artistico che tenta il tiro 2 volte ancora con il destro, la palla è ancora lì, ottima occasione per il Cotton Club. C'era Nolano sul pallone, non Blandino. Blandino è ora a gestire questo possesso, la palla sulla sinistra, ancora Blandino che la mette in mezzo, la palla viene recuperata per un attimo dal Bacci Immobiliare, poi riparte nuovamente il Cotton Club con Conti ad impostare. Morezzi gli strappa subito la sfera, poi Catracchia, può ripartire il numero 9, si libera di Nolano, poi tenta addirittura il destro che si perde poco dalla destra della forte difesa della De Angelis. Ancora Conti ad impostare l'azione, Nolano verso Blandino che si libera bene dell'avversario, poi viene steso. Da Trevisani. Sulla battuta sempre il solito Conti con il numero 23. Palla alta che però colpisce Catracchia, quindi la sfera è ancora per il Cotton Club. Zamperini all'indietro verso il proprio portiere De Angelis che va a rinvio lungo, però trova Morezzi, il giocatore del Bacci Immobiliare che si deve destreggiare fra 2 avversari, gli strappano via il possesso, quindi riparte velocissimo Nolano che tenta addirittura il destro, si deve impegnare del proposto per disinnescare la conclusione. Mario! Mario! Sulla battuta Artistico di questo calcio d'angolo, pochi istanti fa sono andati vicino al vantaggio con Nolano, la palla messa in mezzo da Artistico, un fallo però in attacco di Zamperini. Nel frattempo time out chiamato dal Bacci Immobiliare.
Tutto pronto per la ripresa dell'incontro dopo il time out chiamato da Bacci Immobiliare sulla battuta del proposto di una rimessa dal fondo. Ricordiamo, siamo arrivati al 15° minuto di gioco e siamo ancora sullo 0-0. Ora del proposto va a lungo a cercare probabilmente Morezzi, poi riparte Artistico verso Forcina che in palleggio cerca di liberarsi di due avversari. La palla è ancora tra i piedi del numero 9 che allarga verso Nolano, di prima intenzione verso Blandino che può andare forse anche al cross. Blandino cerca di prendersi l'area di rigore, entra in area di rigore il numero 6, poi arretra la palla verso Nolano e tenta il destro, viene parato dal difensore. Il proposto verso Ponziani che lancia lungo verso Tombesi, ma Conti alleggerisce verso De Angelis. Ancora Conti ad impostare, numero 23, forse temporeggia troppo, si complica un po' la vita, messa la pressione di Placido, si libera ora della sfera verso Nolano che subisce il fallo di Morezzi che era andato addirittura al sinistro, che era uscito non di tanto. Alta la pressione del Bacci Immobiliare. La palla lunga verso Blandino, anticipa tutti Tombesi, anzi Trevisani, scusate. La palla verso Placido che la controlla, poi allarga verso Tombesi. Tombesi ancora in azione di sfondamento. La palla finisce a De Angelis che la fa sua. Cambio di gioco verso Blandino che a campo cerca di prenderselo tutto. Blandino ora verso Nolano per Tinazzi che la mette bassa verso Forcina, ancora per il Cotton Club, lascia scorrere Blandino sulla sinistra per Zamperini che la mette in mezzo bassa. Artistico cerca di farla sua, cerca di girarsi ed entrare in area di rigore, però lo contrastano regolarmente i giocatori del Bacci Immobiliare che ora ripartano cercando Placido. De Angelis esce e riparte subito verso Tinazzi. Tinazzi basse a cercare Nolano che si deve liberare di Morezzi, anzi Forcina scusate, si libera di Morezzi, poi tenta un tiro di pregevole fattura che esce però fuori. Del proposto verso Darpino che stoppa, poi da centro ora Placido deve liberarsi di Tinazzi, cerca di accentrarsi, poi scambia con Tombesi che a sua volta cerca Catracchia, trova però il solito De Angelis che ora butta fuori la palla per effettuare un cambio. Entra il numero 37 ed esce il capitano Zamperini. Ora la fascia andrà a Nolano, entra Fernetti col 37 e Tinazzi si sposta sulla sinistra. Fernetti ora fa il terzino destro, il capitano esce per infortunio, non per scelta tecnica. Ora sportivamente il Bacci Immobiliare restituisce la sfera al Cotton Club. Riparte ora Tinazzi sulla sinistra verso Forcina che stoppa, poi serve al nuovo capitano Nolano che però perde il suo primo pallone con la fascia. Riparte Placido, allarga subito verso Tombesi che però si perde la palla, si porta la palla fuori. Ora Fernetti verso Artistico che duella con Darpino, recupera la palla a Nolano, c'è il fallo. Ulteriore fallo per il Cotton Club, sulla battuta sempre il solito numero 10 Artistico che prepara la sfera. La distanza è proibitiva. Tutto pronto. Parte ora il numero 10, la mette in mezzo, spazza Trevisani. Poi si lamenta per un fallo non ravvisato dal direttore di gara secondo l'arbitro. La palla
Conti ha cercato il contatto, per questo non ha fischiato il fallo. Dai, oh, dai, Mario. Nolano restituisce la sfera sportivamente, visto che era stata messa fuori da Tombesi per assicurarsi delle condizioni di due giocatori a terra. D'Arpino sbaglia tutto e restituisce la palla a Artistico, poi se la riprende Ponziani, non D'Arpino. Capisce tutto Conti, riparte velocissimo il numero 23 che vuole andare addirittura al tiro, perde però la palla cercando un numero di troppo, poi commette fallo sul numero 10 Morezzi. Perché quello che segna non è il centrale di quello, il centrale di centrocampo, capito? E ora? Dai, oh dai però, così non finiamo più. Morezzi verso Ponziani. La Morezzi sta facendo il centrale di difesa. È uscito D'Arpino, anzi no, D'Arpino sta ancora in campo. È uscito Placido. La palla viene gestita ora da Catracchia, che la concede a Trevisani, però perdono poi il possesso i giocatori del Bacci. Siamo arrivati al 22esimo minuto, ci troviamo ancora sullo 0-0, una partita tirata fra due formazioni che si difendono bene. Nolano largo di prima verso Fernetti che si accentra, ancora recupera la palla Fernetti, poi la recupera nuovamente. Artistico subito verso Forcina che cerca di effettuare uno stop a rientrare. Morezzi la fa sua, poi se ne va anche bene con una leziosità il numero 10 che poi allarga verso il numero 13 che può salire. Ancora sua, effettua un tiro che però si perde fuori. Tinazzi verso Blandino. Blandino prende il campo, cerca di andare sul fondo per effettuare un cross. Il numero 6 si porta ancora sul fondo, poi forse è lui l'ultimo a toccare. E così sarà una rimessa dal fondo per Del Proposto. Aspetta! Del Proposto rinvia verso Tombesi che però perde subito il possesso non riuscendo a trovare lo stop e portandosi la palla in out. Tinazzi verso Nolano che stoppa con l'impetto, la restituisce al numero 5 con un tacco, cerca Blandino, una leziosità di troppo forse il numero 5 che non trova un compagno ma restituisce la sfera al Bacci Immobiliare. Nolano va indietro verso De Angelis che rinvia per Artistico che riesce a stopparla con il petto e a concedere a Nolano. Blandino poi in scivolata rinviene Tombesi, poi Trevisani cerca nuovamente il numero 15. Blandino vuole portarsi sul fondo per un cross ma un fallo effettuato dal Bacci Immobiliare. Solo battuta Tinazzi e Nolano. Artistico torna indietro visto che tutti i suoi compagni sono saliti per andare a saltare. Nel frattempo manca un minuto regolamentare più un minuto di recupero. Sulla battuta solo Nolano. Parte Nolano all'indietro verso Artistico che cerca il sinistro di prima intenzione che però finisce alto. Del Proposto quindi riparte verso Morezzi. Dirigente Fernetti, la palla è ancora per il Cotton Club con Forcina che riesce a tenerla lui. Poi Blandino, non concedono però il tiro i giocatori del Bacci Immobiliare al Cotton Club. Rientra sul fondo, poi viene messo giù
forse è fuori dall'area di rigore. No, è dentro. Sulla battuta Artistico contro Del Proposto per portare in vantaggio il Cotton Club, il numero 10. Parte Artistico che supera Del Proposto e porta in vantaggio il Cotton Club al 25esimo del primo tempo, 1-0. Proprio allo scadere della prima frazione di gara assistiamo al vantaggio della capolista. Morizzi va subito al tiro in porta, De Angelis la fa sua. E su questa azione si conclude la prima frazione in gioco, 1-0 per il Cotton Club, assegnato Artistico. Tutto pronto per l'inizio della seconda metà di gara. Sulla battuta il Bacci Immobiliare con Morezzi. Parte il numero 10 che cerca la battuta diretta in porta, la palla viene deviata da Blandino e Forcina. Il lancio lungo proprio verso Artistico, numero 10 cerca poi Forcina, la palla è bella, esce Del Proposto, poi il fallo del numero 9 che aveva la gamba alzata, fallo di gioco pericoloso. Darpino si prende tutto il campo che ha a disposizione, anzi Ponziani, scusate, Darpino è più... Ora Darpino sulla battuta verso Morezzi che va in avanti cercando Catracchia. Artistico sulla sfera, il numero 10 che però si sente tirare un muscolo e si ferma. Anche il numero 10 Che famo, ragazzi? Ho fatto male che ne 4 uno in meno. durante il numero 10 ma poi io dico che si cambia il gioco. sarà costretto a uscire il numero 10 che sembra molto dolorante e sembra non riuscire a continuare, quindi in questo momento c'è un problema tra le fila del Cotton Club, visto che non ci stanno più sostituzioni, visto che anche Zamperini si era infortunato durante la prima frazione di gara. Si sono messi con il modulo 3-3 i giocatori del Cotton Club, quindi con Forcina che si è posizionato sulla zona di centrocampo, almeno questa è l'intenzione, vedremo se realmente andrà così. Lancio lungo dove però è presente Fernetti. Ci troviamo sul punteggio di 1-0, per ora il Cotton Club è in inferiorità numerica, vedremo se questo cambierà la gara. Morezzi, intervento falloso di Forcina. Può giocare anche quando vuole. Dai. Trevisani verso Ponziani, ora ancora Morezzi va al cross che in qualche modo passa, poi Fernetti ci mette il piede e rilancia. Ora il Bacci cercherà il tutto per tutto per andare quantomeno al pareggio, trovandosi in superiorità numerica. La palla verso Tombesi che si libera dei due avversari, poi Fernetti cerca di intervenire ed evita il cross, porta a casa anche una rimessa, anzi no, sarà calcio d'angolo. Oh Buzzi, dai, fischiamo bene però, si è visto da qua che non è angolo, fischiamo bene, la buttiamo in casara, Morezzi sulla sfera per questo corner. E che cazzo, poi gli ho nominato quello, Il cross che
già io come la partita prima, ci sarà un motivo, fischia bene, lo so, però che attraversa tutta l'area di rigore. Ora riparte il Cotton Club con Blandino. Provano ad impostare i giocatori del Cotton Club. La palla sulla destra. Conti verso Tinazzi. Tinazzi in avanti per Forcina. La palla ancora per il Cotton Club con Nolano, che la deve gestire il numero 24. Tenta addirittura un tiro da lontanissimo del proposto. Riesce a bloccarlo, ma concede un calcio d'angolo. saltare, non andare a saltare, In area di rigore solo Forcina. Ora sale anche Conti, ma essendo in inferiorità numerica non possono salire tutti, infatti bloccano Fernetti, intenzionato ad andare anche lui in area di rigore. Parte ora la battuta. Blandino sulla sfera, allarga nuovamente. Cross finisce nuovamente in calcio d'angolo. Sempre Nolano andrà a battere questo corner. Cross in mezzo che viene spazzato da Ponziani. Poi Fernetti riesce a farla sua senza commettere fallo. Forcina riparte, può tentare il destro da lontanissimo. Sono queste le azioni che devono provare i giocatori del Cotton Club. Ora ancora in possesso di palla con il numero 24 Nolano che cerca Forcina. Duettano bene i due, ancora per Nolano che si allarga, poi torna indietro da Tinazzi. Bravi a ragionare i giocatori del Cotton Club. Forcina tiene la sfera, poi si libera bene i due avversari, rientra ancora il numero 9, poi allarga sulla destra verso Fernetti, tenta il destro che esce di poco. Ottima azione del Cotton Club. Morezzi va ad impostare il numero 10 verso Ponziani, ancora per Morezzi. Morezzi verso Darpino, ancora Morezzi. Tutte le azioni passano dal numero 10 ancora verso Darpino. Darpino che va sul fondo, la mette in mezzo. Conti mette in rimessa laterale. La palla verso Tombesi che restituisce a Darpino. Darpino finta il cross, poi lo effettua. Ancora una rimessa per il Bacci Immobiliare. La palla verso Tombesi che ottiene una nuova rimessa. La palla verso Placido, ma arriva a Trevisani che si libera i due avversari, poi la concede al numero 13 Tombesi che si gira e firma il gol del 1-1 al 7° minuto di gioco. Punteggio in parità. Si riparte sul punteggio di parità 1-1, appena segnato Tombesi, poi tenta il tiro da lontanissimo Nolano che viene sporcato, quindi sarà un calcio d'angolo. Ora punteggio di parità come abbiamo detto e il Cotton Club si trova in inferiorità numerica. Palla messa in mezzo, la fa sua del proposto con molta attenzione. Ora Morezzi. Aspetta il movimento di Darpino che però è chiuso, quindi torna indietro nuovamente al numero 10 Morezzi che allarga verso Ponziani, può salire il numero 4, poi torna indietro nuovamente dal numero 10. Difficile la partita che dovrà giocare il Cotton Club. La palla verso Tombesi, ancora per Tombesi che trova la doppietta personale nell'arco di 2 minuti e trova il gol del 2-1 al 9. 2-1 per il Bacci Immobiliare. Pensiamo tutti a far nostro, Gri.
Pensa a fare il tuo, Gri. Pensa a fare il nostro tutti quanti. Pensa a fare le cose per bene. Pensa a fare le cose per bene. Nolano allarga verso Fernetti, poi Blandino, ora Conti verso Nolano. Una situazione surreale visto che fino a pochi istanti fa era in controllo il Cotton Club, poi sarà sfortunata a perdere ben 2 giocatori, quindi non aveva neanche un cambio possibile in panchina, entrambi per un infortunio muscolare. Ora il Bacci Immobiliare conduce grazie alla doppietta di Tombesi. Ora Ponziani rischia sulla pressione di Forcina, vedremo se riuscirà a reagire la capolista, che comunque anche con una sconfitta resterebbe al primo posto saldo in classifica. Ancora Tombesi che cerca il sinistro da lontanissimo, il numero 13 ha già segnato 2 volte negli ultimi minuti, ha il sinistro caldo. Ora Conti ad impostare, alza la sfera verso Forcina che la deve tenere, si gira il numero 9, poi viene fermato senza fallo, la palla è per Blandino, ora Nolano, viene fermato lui fallosamente. La distanza non è molto proibitiva, potrebbe andare direttamente in porta il numero 24, sarebbe un gol fondamentale. Manca un quarto d'ora, dai! Parte ora Nolano che va basso e trova il gol del 2-2 al 11° di gioco del secondo tempo. 2-2 per il Cotton Club, ha segnato Nolano. Ora devono riuscire a mantenere questo risultato, chissà anche incrementarlo magari con un'altra punizione, un'altra comunque palla inattiva. La capolista è riuscita a trovare il pareggio. Ora Tombesi verso Tombesi, Nolano, riparte Blandino velocissimo, ancora Blandino che vince un rimpallo, ma la palla è per Del Proposto. Riparte Placido verso Tombesi, ora ancora Tombesi che la mette in mezzo verso Catracchia, la fa sua De Angelis e evita il gol del vantaggio. Tinazzi rientra, il lancia lungo. L'inizio dell'incontro sembra essere cambiata nuovamente, con ora il Cotton Club che viaggia. Ora Tombesi entra il tiro da lontanissimo, la palla finisce alta. Tutto pronto per la ripresa dell'incontro dopo il time out chiamato dal Cotton Club, dopo aver trovato il gol del pareggio. Ora cercheranno magari un gol del sorpasso. Forcina riesce a fare la sponda verso Blandino, Darpino però è sul pallone in anticipo. Darpino cerca Catracchia che commette un fallo su Conti. Riparte subito Tinazzi sulla sinistra che viene pressato da Tombesi, si rifugia da Conti che va a rilancio lungo, cercare Forcina che stoppa bene, fa seguire i suoi compagni. Il numero 9 tenta addirittura un tiro da lontanissimo, esce neanche di troppo il tiro del numero 9. Morizzi Adesso! Basta Fabrizio, due a sinistra. Ecco lì, bravo, riesci te Fabrizio. Bravo. ancora Forcina sulla sfera, la recupera Tombesi senza fallo, poi ancora il numero 13 si accentra, poi allarga sulla sinistra per Placido che tira, Fernetti mette in calcio d'angolo.
Ora il corner viene battuto, però la palla attraversa tutta l'area di rigore e si perde sul out di destra. Però ci devi fischiare giusto, perché se sei distratto, noi prendiamo gol, hai capito? E no, dopo è tardi, se ti devi svegliare adesso, ti fischi adesso. Ponziani verso Catracchia, la recupera Tinazzi, Tinazzi può ripartire con Blandini che si fa vedere sulla destra, è ora servito il numero 6 che per puntare la difesa avversaria preferisce andare da Nolano che rientra, il numero 24 ancora sulla sfera. Fernetti sbaglia tutto, però c'è un fallo su Nolano. Che sta di ma che vuoi? Io parlo, faccio il mio, che devi niente di niente a voi, Va bene, stai lì, occhio qua, due. Tommy, perché già siamo uno meno, che se lui fischia una cosa che non c'è, noi andiamo in tripla difficoltà. A me cambia. Non è fallo il mio qua. Quale? Io ho richiamato questo qua dalla punizione. Nolano sulla battuta di questo calcio di punizione. Ricordiamo che il Cotton Club è riuscito ad agganciare il Bacci Immobiliare sul 2-2 grazie a una punizione proprio di Nolano. Parte ora il numero 24 che va dritto in porta, Del Proposta riesce a disinnescare il tiro e mettere in calcio d'angolo. Ancora Nolano sulla battuta di questo corner, lo batte fuori verso Blandino, la palla è per Conti che non riesce a girarsi ma è ancora su alla sfera, il numero 23 la lascia uscire e ottiene così una buona rimessa in zona offensiva. Fernetti sulla battuta va verso Forcina che riesce a stoppare, poi però commette fallo in gamba tesa. Mirko, lì, vieni, fagli portare a fare. Riparte ora Morezzi sulla pressione di Forcina, allarga verso Darpino che non riesce a colpire bene la sfera, quindi la restituisce al Cotton Club. Poi Forcina è fortunato a trovare Blandino, ancora Forcina sulla palla, cerca di superare e lo fa. Darpino va sul fondo il numero 9, poi viene fermato fallosamente da Darpino che verrà anche ammonito. Quando mancano 9 minuti alla fine dell'incontro, punteggio ancora di 2-2. Ancora dolorante il numero 9 che però sembra ora rialzarsi. Sulla battuta Nolano. Parte ora Nolano che va dritto in porta, ancora Del Proposta riesce a bloccarla. Ponziani sulla destra verso Morezzi che la porta in avanti. La pressione ora di Forcina costringe il numero 10 ad andare a un cross frettoloso e quindi la palla si perde sul fondo. La palla verso Forcina che riesce comunque a far scorrere la palla, però il possesso è ancora... Che cosa vuoi che ti faccio? Hai ragione, cosa vuoi che ti faccio? La palla verso Darpigno, ora sulla destra, Tombesi cerca di far ripartire il Bacci Immobiliare, ora recupera palla bene Blandino che riparte velocissimo, il numero 6 poi
concede la palla a Forcina che può tentare il destro, lo fa, viene murato però dal numero 3 D'Arpino. Tinazzi sulla sfera. Tinazzi verso Blandino, ora Nolano pensa al destro, lo effettua, ottima la parata del proposto. Riparte ora Morezzi che va al lancio lungo a cercare Placido che non riesce ad arrivare sulla sfera. De Angelis verso Tinazzi che rilancia, cercare nuovamente il numero 9. Morezzi sembra fermare con la mano, ma non è dello stesso avviso il direttore di gara. Tombesi quindi rientra, pensa al sinistro, lo effettua, la palla passa in qualche modo per Catracchia, poi ancora il numero 15 al tiro, spazza Tinazzi. Ponziani sulla destra verso D'Arpino che però sbaglia il passaggio, viene recuperato quindi il pallone dal Cotton Club. Ancora D'Arpino, lo concede a Nolano, cerca di ripartire Blandino, poi arretra verso Nolano che gira di prima per Fernetti che può salire, preferisce concedere il pallone a Forcina che la mette in mezzo, poi la girata provata da Blandino, ottimo ancora l'intervento del proposto. Non mancano circa 5 minuti alla fine dell'incontro, ci troviamo ancora sul 2-2, ma ora un calcio d'angolo anzi una rimessa per il Cotton Club con Nolano che la mette in mezzo. Morezzi anticipa tutti e gestisce ora il pallone, lo apre verso D'Arpino, ancora Morezzi, viene fermato fallosamente da Forcina. Morezzi per Ponziani che può salire, va da Tombesi che tenta il cross sul secondo palo dove è tutto libero Placido che però non riesce a colpire in porta. Lancio lungo di De Angelis a cercare Forcina che riesce a stopparla con il petto, poi la concede a Nolano che può pensare addirittura al destro, non lo effettua, poi sì, tira col destro, però ormai aveva perso il tempo. Ancora Morezzi sulla sfera per ripartire quando mancano ormai meno di 5 minuti alla fine dell'incontro. Il numero 10 ad impostare, poi la alza verso Placido, anzi Tombesi, sempre il solito numero 13 sulla sfera. Ancora Tombesi ora che rientra ma viene fermato fallosamente da Conti. Sulla battuta a Morezzi. Raga, Cristian ce n'ha due, Parte ora Morezzi che va da D'Arpino che effettua ora il sinistro che viene messo in rimessa laterale. Ancora la palla per Morezzi ad impostare sempre lui, vuole puntare Nolano, si porta sul sinistro, poi lo effettua e trova il gol del sorpasso del 3-2 al 23esimo minuto. Il numero 10 Morezzi con un grandissimo sinistro che supera De Angelis, 3-2. Oh, per favore, stai muto per favore.
No, mancano 2 minuti alla fine dell'incontro. Ci troviamo ora sul punteggio di 3-2 per il Bacci Immobiliare, che ha stato un grandissimo gol di Morezzi, che con un dribbling poi trova un sinistro micidiale che lascia di stucco De Angelis. Ora ancora il Bacci Immobiliare sulla sinistra, però recupera bene Fernetti. Dai, gioca, oh, ma che è? No, dai. Ora Conti che effettua addirittura un tiro da lontanissimo. Lunga! Ponziani lancia lungo a cercare Tombesi. Viene ammonito ora Tombesi. Conti verso Nolano che può puntare l'area, puntare la difesa avversaria, il numero 24 che ora rientra sul sinistro e viene però fermato nuovamente da Tombesi. Poi un altro Tombesi rilancia a cercare Catracchia. Tinazzi riparte ma trova Morezzi e con un numero si libera di Nolano. Poi Blandino contro Morezzi che la alza verso Tombesi, cerca di lanciare, ancora Tombesi, apre verso Placido che allarga per Darpino che poi non trova più la sfera. E su questa azione finisce la gara, punteggio di 3-2 per il Bacci Immobiliare che trova il vantaggio proprio nei minuti finali, 3-2.